L'ex governatore della Liguria Giovanni Toti è tornato libero dopo oltre 80 giorni di arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari, Paola Foggiani, ha accolto la richiesta di revoca presentata dall'avvocato Stefano Savi, ritenendo che le dimissioni di Toti eliminassero il rischio di reiterazione del reato. Toti, che si trovava nella sua villa ad Amelia dal 7 maggio, ha accolto con soddisfazione la decisione. Ora potrà riprendere la sua vita da libero cittadino, compresa l'attività politica. Il giudice ha motivato la revoca con la chiusura delle indagini e le dimissioni di Toti. In vista del processo saranno esaminate tutte le intercettazioni. Toti ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto durante la sua detenzione e ha ribadito la sua innocenza, affermando di non aver mai intascato denaro pubblico e di aver lavorato per il benessere della Liguria. Ha definito le accuse un processo alla politica e ai finanziamenti trasparenti e legali che ha gestito. Amin, un bimbo di 4 anni, è morto dopo essere caduto nella piscina del centro Acquasport di Cermenate, nel Comasco, domenica scorsa. Nonostante i rapidi interventi del personale di soccorso e il trasporto in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, il bambino non si è mai ripreso. Questa tragedia si aggiunge a una serie di incidenti simili avvenuti quest'estate, con altre 8 vittime minorenni in piscina. È stata pubblicata il 31 luglio in Gazzetta Ufficiale la legge di revisione del decreto liste d'attesa, in vigore dal 1 agosto. La legge introduce misure per contrastare le lunghe liste d'attesa nella sanità. Un organismo di verifica e controllo valuterà le attività delle strutture sanitarie con l'ausilio dei NAS. Le regioni restano responsabili dell'efficienza dei servizi e devono istituire entro 60 giorni un'unità centrale per la gestione dell'assistenza sanitaria e delle liste d'attesa. Entro 90 giorni dovranno nominare un responsabile unico regionale per l'assistenza sanitaria, chiamato RUAS. Se non lo faranno, l'organismo di controllo nazionale potrà intervenire con poteri sostitutivi. Per il 2024 la spesa sanitaria aumenterà del 5%. Dal 2025 decreti del Ministro della Salute definiranno il fabbisogno di personale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni hanno espresso preoccupazioni per le coperture finanziarie. La legge istituisce una piattaforma nazionale per le liste d'attesa presso Agenas, che coordinerà le piattaforme regionali. Le linee guida per la piattaforma saranno varate entro 60 giorni. La piattaforma fornirà un quadro completo sulle liste d'attesa e permetterà ad Agenas di intervenire in caso di anomalie. Sarà istituito anche un CAP unico regionale o infraregionale per la prenotazione delle prestazioni, integrando le disponibilità di strutture pubbliche e private convenzionate, con piena interoperabilità dei sistemi di prenotazione. Due alpinisti austriaci sono morti dopo essere precipitati dallo spigolo Comici in Friuli Venezia Giulia. I loro corpi sono stati individuati questa mattina e recuperati dall'elicottero sanitario regionale. Ieri il soccorso alpino di Cave de Predil e la Guardia di Finanza avevano avviato le ricerche dopo che i due non erano rientrati. Gli alpinisti avevano pianificato di scalare lo spigolo Comici fino alla cima Rio Freddo, un percorso di 800 metri di dislivello. Le ricerche, iniziate dopo aver trovato la loro auto in Val Saisera, sono state sospese per la notte e riprese al mattino, quando l'elicottero ha individuato i corpi. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha riferito alla Camera sugli esiti del vertice NATO di Washington riguardante l'Ucraina. Ha sottolineato la tensione in Medio Oriente, citando eventi come l'attacco missilistico nel Golan e l'uccisione del leader di Hamas, che hanno aumentato il rischio per 10.000 militari UNIFIL in Libano. Crosetto ha espresso preoccupazione per i 1.200 soldati italiani, pur ritenendo che non siano a rischio maggiore rispetto ai giorni precedenti. Ha avviato contatti con l'ONU per garantire la sicurezza del personale. Ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina, fornendo armi difensive per la protezione delle infrastrutture critiche. Crosetto ha osservato che l'Italia è sest'ultima nella NATO per spese di difesa, impegnandosi a raggiungere gradualmente il 2% del PIL. Ha inoltre evidenziato il contributo operativo significativo dell'Italia alla NATO, nonostante le difficoltà finanziarie. Il ministro ha menzionato le controversie in Parlamento sul DDL sicurezza, criticato dalle opposizioni per la gestione dei tempi in esame. Infine, le commissioni hanno approvato emendamenti per migliorare la tutela legale delle forze armate e per l'uso di bodycam da parte degli agenti di polizia.
Women